Bianca. Ma perché il mio Appunti sonori per un servizio radiofonico sul paese del coraggio. San Pietro, frazione di Rosà, provincia di Vicenza. Davanti all'enorme zincheria, la più grande d'Italia. In mezzo alle donne e agli uomini del presidio. Loro sono qui da 4 anni. Il presidio. Una presenza fisica per cercare di bloccare l'apertura della fabbrica, costruita in mezzo alle case, in piena zona di acque sorgive. 10 anni fa, 3 consiglieri della giunta leghista autorizzano la costruzione della zincheria. Clelia, Daniele, Lorenzo e gli altri del presidio sono convinti che sotto la fabbrica siano stati nascosti rifiuti tossici. Guarda quando passate... Nessuno, vero? Sì. Poi ha avuto Vanno a parte, si vanno a se ne viene fammi una pergola. Pergola. Se senza un cucchiaio. Mentre la mangio dico, mangiato e ben bevuto, l'edizione vera, se vuoi venire questa è l'ora di andare a dormire. di far l'amor, no di dormire. Mafia, dicono loro. Ecomafia. Fino ad oggi sono riusciti a fermare la zincheria, soli contro tutti. Ma adesso la fabbrica è pronta. La provincia tra pochi giorni deciderà se, per iniziare i lavori, serve una valutazione di impatto ambientale, oppure se la produzione possa partire così. Pronto? Sì, buongiorno, volevo parlare con il sindaco Lazzarin. Sono io. Ah, buongiorno. Senta, lei ha parlato con mio collega, penso venerdì o giovedì, a proposito di Sì, ho parlato un'intervista. con voi perché volevate chiedermi appunto la disponibilità, Intervista, a rilasciare esattamente. qualcosa per quanto riguarda appunto la questione zincheria, no? Sì, esattamente. Insomma, ci avrebbe fatto piacere sapere la sua opinione su questa questione dei carotaggi e della via, insomma, sostanzialmente, in modo da offrire anche, le ripeto, un contraddittorio. Per noi sarebbe veramente molto molto importante poter... Guardi, ci penso un attimo, ma però insomma sono più per il no che per il sì. Comunque mi lasci un attimo da riflettere e ci risentiamo. Mi lasci un numero di telefono, la chiamo io. Pronto? Sì. Ma il dottor Borgione non è in ufficio, non credo che rientri. L'ingrasat. Si doveva l'ingrasat, poi a finire abbia dei numeri, abbia a sconnettere un po'. Un po' per qua, un po' per là, no? Tu hai visto l'ingrasat? No, non ho capito, cioè, riesco a capire il concetto di quello che ti dici, ma non... No, però devi rispondere, nonostante tu non capisca, devi rispondere, se no il gioco finisce. Te che ragione. Tenga ragione. Te che ragione perché si sa qua e batte dei figli. L'idea è stata nostra, di Lorenzo e mia, insomma, Lorenzo me l'ha proposta, io subito entusiasta, c'è un sit-in, un tendone dove la gente si ritrova permanentemente, è bello. Cioè, mi sono messo
in agosto a buttare giù il grano, passava la gente e dicevano cosa stai facendo? È il tendone per il presidio. Sai, uno a 20, 22, 23 anni, quando pensa come sarò fra qualche anno o come sarò a 30 anni o 32, 33 anni, si vede con una famiglia, si immagina così, insomma, non immagina di essere ancora un disgraziato, tra virgolette, da solo. Mi trovo a pezzi, cioè non faccio fatica a ricordare come ero prima del presidio, faccio veramente fatica, specialmente adesso in questa situazione super impegnata tra presidio, lavoro e quello che rimane della mia vita sociale con gli amici. A volte mi sembra di avere il cervello a polpette quasi, faccio veramente fatica a ricordare come ero prima. Pareva che Daniele dovesse venire a abitare, poi quando nel 2002 è iniziato la faccenda del presidio, è come che la casa non l'avesse, non si interessa più alla casa, è occupato nella faccenda là del presidio, nella storia là della zingheria, e così la casa è rimasta così.